Bella raga, tutti il comandone veneziano, partiamo ultimo qui a Singapore, quindi mi sono preso altri componenti così da stare tranquillo. E avere le ultime gare con i componenti nuovissimi. Sta gara sarà durissima, raga, noi ci proviamo, ma la vedo alquanto difficile. La McLaren è migliorata tantissimo, la Ci vedo siamo, prima in tantissime eccoci. Il giro di qualifiche. formazione sta per iniziare e le temperature del Grande tracciato Lando. sembrano No, Ricciardo cocenti. malissimo, però, Staremo a vedere come le scuderie gestiranno questa condizione. Hamilton penultimo, probabilmente si è preso anche lui una penalità. E vabbè, insomma, del resto bene, ma Leclerc è pronto a vincere il mondiale. Non Mentre ripeto, le auto due si gare avvicinano alla positive, quando griglia di lotteremo per il partenza, mondiale. ogni pilota si sta Monza, a questo preparando punto anche l'Olanda sono gare per poter positive, effettuare la ma soprattutto partenza per finita. delle gare belle manca Riuscirci vi Interlagos porterà e sul il Messico, podio. dove In anche caso là di contrario, solito faccio grandissimi cercheremo di risultati, finire fuori dalla top anche 10. con macchine non proprio prestazionali. Io lo sapete, la faccio cagare, la faccio bene. Cioè, le mezze misure non stanno a casa del cubo, purtroppo. Spero che finisca presto questa stagione per avere il meteo a posto, perché veramente è una rottura di palle incredibile. Sono quei bug che inaccettabili a mio modestissimo parere. Vai raga, andiamo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Non abbiamo nulla da perdere qua. Vai. Siamo con Gigione Hamilton, il mitico Gigione Hamilton. Buttiamoci, buttiamoci. Piano però, ok. Ok, abbiamo recuperato due posizioni. Hamilton, come piace chiamarlo, è ultimo. Però ripeto, sta gara qua, le gare cittadine ormai faccio fatica quasi su tutte purtroppo. Qua un bloccaggio, mamma mia. Che però abbiamo il passo per superare almeno queste. Very good, siamo già 17esimi. Mi piace questo Cuba, mi piace. O magari troviamo la gara della vita, non è detto, però. No, se ne stanno dando di santa ragione. Macchina comunque un po' migliorata ancora, diciamo questo è importante. Ogni giorno stiamo migliorando la macchina. Siamo lontani dalle big. Ma esistiamo anche noi, esistiamo adesso. Spero al prossimo anno di lottare già per podi. E magari chissà anche qualche vittoria. Scusate. Ecco, già mi sono preso veramente un richiamo importante. Rischio già la penalità. Mamma mia, per guardare la mappa ho rischiato l'incidente. Che qua è un po' eccessiva la guida comendiana. Bello, intanto il mio giro record è 40 secondi, ragazzi, bellissimo. Bel bug, signori. Non si smentisce mai Electronic Arts, incredibile. Per il momento teniamo ancora Come, già due tagli curva al secondo giro. Curva, non vogliamo una penalità. Lo so. Già due warning al terzo e penalità. Pensavo peggio, comunque non è come Monte Carlo che là proprio siamo pippe ormai. Pensate che nei Formula 1 di vecchia generazione fino alla Play 3 vincevo. Sempre, quasi sempre, incredibile. E sono anche i migliori giochi, ragazzi. I giochi di PlayStation 2, soprattutto di Formula 1, sono i più belli. Non ci credo. Abbiamo una strategia alternativa a Non ci credo. tutto Dio bene. cane! È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. E ho fatto ritirare anche il mio compagno di squadra. Incredibile. Finisce qua. Ritorna al ritiro comediano dopo un po' di gare. Questo però non ci voleva e sinceramente potevamo anche evitarlo. C'era ritmo per fare una buona gara. Non dico a punti, ma una buona gara sì.
E invece Splendida arriva prova il della ritiro. Mercedes che oggi Vince la conquista Mercedes. dopo un gran premio. Oh, Giorgione Russell, grande Giorgione. Quindi diamo un'occhiata alla classifica McLaren, piloti. Sainz, Nonostante Verstappen, gli sforzi in Leclerc. pista, in cima alla classifica non c'è più molto margine. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Devo rispondere Lewis Ritiro per Hamilton. Leclerc. Sembra una scelta ovvia, visto che stiamo parlando It's di un pluricampione del incredible. mondo. Ma in fin dei conti si è sempre dimostrato Recupera qualcosa il piccolo Vediamo Max. come si presenta ora la Vai. classifica del campionato costruttori. Vabbè, Il primo in dobbiamo farci un'altra gara ovviamente perché... Mamma mia, che beffa atroce. Crolliamo anche noi, perfetto, tutto regolare. E arriva un altro ritiro purtroppo. I nostri margini sono in positivo. Penso lo che so, ma abbiamo subito anche i spazio soldi, per però. reinvestire un po' di denaro. Ah, Perez si ritira. Non è che me ne freghi molto, sinceramente. Allora, guarda che siamo messi male ancora con il telaio. Abbiamo un telaio di merda. Ok, 21 giorni. Dai, stiamo migliorando però adesso. Siamo a metà classifica quasi. Ottimo, godo. Avanti, boss. Ci sono così tanti piloti che aspettano dietro la porta della Avanza. nostra scuderia. Un'altra gara sfavorevole, Suzuka. Altra gara iper sfavorevole. Iper sfavorevole. Ok, ascoltami. I regolamenti tecnici stanno per cambiare. No. C'è l'alto rischio che il nostro duro lavoro venga vanificato. Adesso. Voglio che visioni l'area di sviluppo e indichi le aree e i componenti che vuoi proteggere. L'aerodinamica va a cambiare. Mamma mia. Dobbiamo adattarli, sarà. Se non possiamo più fare nessun sviluppo, possiamo solamente aggiornare questi. Vabbè. Non dovremmo avere problemi per la natura di Maroni. Ci vediamo dopo le qualifiche, raga. 17esimo in realtà qualifica da ultimo posto. Probabilmente le penalità di altri piloti ci hanno regalato questo. Strategia direi di andare sempre così. E vediamo, ma non la vedo bella neanche qua in Giappone. Proprio penso anche dei componenti un po' più usurati. Proprio per tenermi la grande, per quelli invece favorevoli. Per cui ripeto, Messico e Interlagos, due gare per noi molto, molto, molto importanti. Dall'inizio alla fine. Che è una gara strana per me, cioè, ho fatto anche bei risultati, io ricordo una vittoria con la Williams anni fa, nel 16 mi sembra, se non ricordo. Un po' di anni che con la monoposto forte anche sì, ma con monoposto scarse non riesco a fare risultati, niente da fare. Singapore invece è un errore classico, errore mio da gare con, come si dice, da gare cittadine. C'è tensione, ragazzi, c'è molta tensione. Veneziano quello che doveva fare quest'anno l'ha fatto, qui i punti sono arrivati, però tantissimi ritiri anche per il motore, addirittura 2 di fila, che è qualcosa di incredibile. Vai raga, rock and roll. Go go go, Gran Premio del Giappone, prima curva pericolosissima. Vediamo cosa combiniamo, intanto qua attenzione che vengo un po' rallentato, proviamo l'esternazzo. No ragazzi, esternazzo mostruoso del cubo che recupera tantissime posizioni. Ma in realtà non recupera un cazzo, solo una, non che credo. Sembravano 50, solo una. Attenzione, un Kuma è un po' andato. La cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. E adesso vediamo se c'è margine per fare qualcosa di bello. Mamma mia, qua andiamo già lunghi. Mamma mia, incidentoni, incidentoni. Mamma mia, Stroll ha perso completamente l'alettone. Salutiamo Stroll. Stroll fuori. Sì, incidente pesante per Lance Stroll. Attenzione, Vettel, un deficiente, Vettel. Ok, una bella partenza. Proviamo Mamma a salire mia, che adesso. rischio.
Quindi già un ritiro, signori. La Vettel le soft, per quello andava forte. Adesso a pensare a sistemare l'aerodinamica per i cambi di regolamento. Come sempre il primo anno, poi avremo 2 anni tranquilli invece. Quindi non possiamo più sviluppare tanto la macchina, ho paura. Questa non è una cosa simpatica, ma va bene. 15esimi, siamo in recupero. La zona punti è abbastanza utopia per come abbiamo girato in qualifica, però sappiamo che sta macchina non è sicuramente da giro secco. Ora abbiamo rischiato tantissimo, mamma mia. Sicuramente stiamo facendo meglio in gara che in qualifica, ma qua errore imperdonabile. Errore imperdonabile di Veneziano. Forse è la stagione con più ritiri per me in carriera, ma quelli al motore veramente pazzeschi. Perché per le prossime gare poi abbiamo veramente i componenti nuovissimi, possiamo fare merdone. Messico, cioè Messico è un'altra gara che se la indovino posso andare a podio. Guarda, guarda, guarda! Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore. Ma ce l'hanno con me allora per ogni morti cani, cioè, ma che cazzo di roba è? Cioè, secondo ritiro così. Vai. Bene. Facciamo sempre i 2 ritiri consecutivi, per noi sono immancabili. Cioè... Un altro Gran Premio del Giappone pieno da... Vince ancora la Mercedes. La Mercedes. Stavolta vince Gigione. Non ho parole. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. Charles Leclerc conferma la sua Ormai prima il posizione mondiale in classifica, penso sia... staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Sì, Oggi sì. non sono mancate le dimostrazioni di talento. Cioè ragazzi, non lo so, posso guidare, posso giocare, non so, 2 gare, ho fatto 3 km. Va bene, grazie. Mamma mia, cioè, sapete, cerco di non deviare mai e sinceramente non mi aspettavo una roba del genere. Vai l'evento. Sono contento. Rinnova sponsor. Telaio, ok. Propulsore. E ok. Perfetto. Allora qua sistemiamo tutto quello che possiamo sistemare. Ok, così adattiamo tutto. Prendiamo più componenti possibili. No, qua non possiamo, ne abbiamo ancora 1, 2, 3, 4. Sì, dovremmo farcela. Stiamo sviluppando ancora bene. Qua abbiamo tanti soldi, adesso me li tengo tutti perché voglio un pilota super anche in prossimo anno. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Non è stato facile, ma ben fatto. Grazie. Ok. Perfetto, quindi adesso beh, siamo sempre qua, però stiamo... Madonna, dai che stiamo andando bene, dai che il prossimo anno sono cazzi loro. Andiamo agli Stati Uniti, adesso gara che sinceramente non mi dà troppi problemi di solito. Però cazzo, mi aspettavo questi 2 ritiri così, zio Ken. Sempre solo ovviamente, ormai è così la stagione. E va bene, ci vediamo dopo le qualifiche. Esimi in griglia, io non so. Ok, il giro di formazione sta per cominciare. Dopo le Qui 2 al grandi circuito delle prestazioni Americhe, l'atmosfera elettrizzante, di Olanda e come Monza, sempre. I fan sono arrivati a stiamo migliaia per la gara di oggi. cappellando a manetta, scusate, ma proprio così. Male, male, male. Per fortuna che dopo arrivano invece le gare favorevoli.
Mentre tutte le auto Però non ci volevano si questi due ritiri posizionano così sulla griglia di pesanti partenza, nelle ultime i due capi gare. delle scuderie sperano che le strategie messe a punto ripaghino. Questo non ci voleva bene, Ma raga, la vera andiamo direttamente in domanda gara è, e qua quale però voglio scuderia fare un avrà buon azzeccato pezzamento, la strategia giusta? Dai, raga. Qua nei USA siamo più da gara che da qualifica. Partenza un po' così, purtroppo. Ci supera anche Barnes, vuol dire che abbiamo fatto proprio una partenza scandalosa. Però è qua che possiamo guadagnare tanto, attenzione! Oh madonna, che culo. Attenzione, Virtual. safety car è stata attivata. Non ci credo, per via siamo dei safety troppi car, in siamo pista. quarti! Informano che gli ufficiali faranno entrare la safety car, dato l'aumento dei rischi in pista. Incredibile, siamo quarti, la partenza perfetta, si sono ammazzati davanti. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Bottas fuori, è incredibile quello che è successo, incredibile. Colpo di fortuna mostruoso, colpo di fortuna mostruoso. Incidente incredibile alla first curve in un inglese sempre più comendiano. Ci voleva, cacchio, ci voleva, è girata. Abbiamo Albon davanti, ragazzi, veramente abbiamo chance di podio. La sosta è vista tra il 13° e il 18°. Ferrari sempre davanti, purtroppo solo nei giochi. Arrivo dalla vergognosa gara di Ungheria con altri combinotto sempre alla grande. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Ma stai buono. Rallenta immediatamente. Pazzesco incidente alla prima curva. Da 20° a quarto. 2 ritiri. Safety car. Di tutto. Tanta gente ai box anche, ovviamente. Adesso abbiamo una chance a dir poco incredibile. Eccoci qua, siamo in pieno regime di safety car. Siamo pronti a riprendere la lotta. Siamo pronti a riprendere la lotta. Vai, go, go, go! Si riprende. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. E sarà una chance incredibile perché davanti abbiamo gente non fortissima a parte la Ferrari. Il podio è veramente alla nostra portata. Sarà una gara lunghissima, mamma mia. Ma l'Albon come rallenta, anche Lando. Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Relax, come relax. Guarda che roba. Dobbiamo sfruttare questo colpo di fortuna mostruoso. Tutti i big sono dietro, ragazzi. Tutti i big sono dietro, a parte Charles. Guarda come se le stanno dando. Che gara, signori. Questa è veramente finalmente una gara incredibile. Prima l'ingegnere mi ha detto che c'è un problema meccanico Alonso. Però non mi sembra. No, un po' esterno qua. Non deve scapparmi via, però Albon ancora un po' lungo. Devo star calmo. Tantissimi giri davanti. Ed Albon non è certo un fenomeno. Devo superarlo Albon, però, la McLaren è più dura, ma Albon sicuramente no.
Comunque appena avrò il DRS, devo rimanere chiaramente in zona DRS, ma posso farmelo anche prima. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Che si vede che Alonso ha problemi, lo sto distanziando bene. E questa è la chance, incredibile, in una gara di solito che non è iper favorevole. E qua posso succiarmi Albon, qua mi ciuccio Albon. E qua me lo ciuccio Albon, sì che me lo ciuccio qua. Leclerc ormai è pronto a essere campione del mondo. Almeno nei giochi, dai. Certo che è pazzesco essere terzi così da 20esimi per un incidente mostruoso alla prima curva. È veramente incredibile. Cioè, è chiaro che la gara è lunga, i pit stop, tutto recupereranno i big. Ma intanto ci siamo. Fastest di Charles. Fastest di Charles. Bandiera verde. I commissari Attenzione. hanno dato l'ok per il DRS. È un problema per la Ferrari sembra, eh? Testa coda. Mamma che gara oggi finalmente. Quando ne prendi male uno, le prendi male tutte purtroppo. Se ne sta andando Lando. Non un gran settore per noi questo. Dai, come che stiamo andando oltre le nostre aspettative. Guarda il serpentone che c'è dietro, mamma mia. Dobbiamo cercare di guadagnare adesso, hai capito? Per dopo cercare con i pit stop di rimanere a un buon vantaggio, salvo altre safety car. Allora, se non vado lungo qua non sono contento. Questo non è proprio un gran giro per noi. La Williams comunque è vicina, porca miseria. Oh. Il distacco dalla vettura davanti Occhio. è 5,5 secondi. È ancora là la Williams, raga, eh. Non mola la Williams. La Williams non molla, invece Norris e Leclerc chiaramente sono in fuga. Che occasione che abbiamo, raga. Che in Austria potevamo fare un sacco di punti. Rottura del motore. Ok, molto bene. Sta arrivando Perez, però attenzione. Sta arrivando Sergio Perez che ha annunciato il ritiro anche. Mamma mia. Incredibile, Mick Schumacher e Tsunoda ritirati. Ancora safety car, mi è uscita proprio adesso che potevo andare ai box. Porca miseria, questo è La pesante. safety car sta aspettando il leader, quindi puoi sorpassare.
Questa è pesante purtroppo. Che sfiga. Mamma mia, questa è veramente una gara incredibile se con la safety car. Adesso via. Box in questo giro. I box sono pieni, rimani in pista. Ripeto, Cosa? rimani in pista. Ah, che brutto errore qua. Cioè, brutto errore, mi è arrivata proprio quando ero in rettilineo. Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Adesso mi è andata un po' contro la strategia. Devo spingere. Mamma mia, che gara, signori. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Ma Rallenta. stai buono. Chi è andato ai box subito avrà un vantaggio. È chiaro che andrà a velocità più lenta, però vedremo, vedremo. Vedremo dove riusciamo a uscire. Box, box, box. Attenzione, qualcuno non va. Ma sono pazzi a non andare. Gasly anche 5 secondi. Madonna, sta succedendo di tutto in sta gara, eh. Tanti non vanno, ai box. Non lo so, non capisco sinceramente. Albon e Leclerc. Albon prima Ok, incredibilmente. evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Oh, ma come cazzo l'ho fatto uscire? Ok, siamo al 9° posto, ma tantissimi davanti a noi sono andati ai box. Vedremo, è un casino incredibile sta gara, non si capisce. Più una pippa, se così si può dire. La gara più incredibile della storia. Eccoci qua. E siamo di nuovo in regime. Ma chi non è andato ai box è pazzo, secondo me. Siamo pronti a riprendere la lotta. E adesso vediamo. Quanti colpi di scena, ragazzi. Dopo 2 ritiri tutto questo è pazzesco. Potevo prenderla meglio, vabbè. Pazienza. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Ci sarà gente che dovrà andare ai box, ovviamente. Adesso vediamo. Ma sta gara è eterna, ragazzi, prevedo di tutto. Non è finita, ragazzi, ci saranno ancora casini, secondo me. Adesso non devo rischiare più di tanto, perché tanto so che tanta gente deve andare ai box. Ok, sei nella top 10. Buono, molto bene, secondo me la gente andrà ai box adesso, hanno perso un'occasione incredibile, infatti per tanta gente la gara è finita, cioè, sì, sono andare ai box adesso con il plotone tutto attaccato, è veramente la fine. Noi se facciamo il nostro possiamo finire a podio, eh? Dobbiamo solo evitare le cagate che abbiamo fatto nelle 2 gare precedenti. Qualcuno va ai box, qualcuno va ai box.
Qualcuno ai box, avanzi di tante posizioni. Ritorniamo in zona podio con Leclerc e Norris. Come prima, più di prima, la la la. E classifica ancora rivoluzionata dietro di me. Quindi torniamo in zona podio, serve un Vettel però dietro, quindi un avversario non troppo fastidioso. Siamo in lotta con la Aston Martin per l'8ª posizione nel campionato piloti, costruttori. Però questo poteva darci tanti punti per sperare, ma chissà, magari in un 7º posto. La vedo difficile, ma non si sa mai, raga. Siamo a metà gara. Ed è già successo il finimondo. Tanto adesso non avevo neanche più soste, quindi solo noi possiamo sbagliare, ragazzi. Cioè, solo noi possiamo fare cappelle. Buono. DRS consentito. Ok, sparo anche il miglior giro consentito. personale. Molto bene. Oggi abbiamo tutto per poter fare il podio. Non ha senso, lo so, ma è così. Stiamo girando anche meglio rispetto a prima. Abbiamo perso molto meno dei primi due. Quanto godo. Giro e mezzo, poi possiamo festeggiare un qualcosa di incredibile. Siamo riusciti a mantenere il ritmo. Gara a dir poco grottesca, onestamente, cioè pazzesco. Quel primo incidente, la prima curva ha distrutto un po' tutto, sinceramente. Poi la seconda safety car ha fatto il resto. Siamo a un passo, pochi chilometri separano Veneziano dal primo podio irridato, e questo è veramente pesante in una gara dove veramente non ci avrei scommesso neanche un euro, con una macchina che è ancora a centro classifica. Ma per il momento sta andando tutto bene, silenzio. Speriamo bene nel motore, visto che abbiamo già distrutto 3 volte quest'anno. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. E inizia il più classico dei final lap comediani. Leclerc e Norris ci hanno Sei massacrato, all'ultimo giro. ma abbiamo mantenuto la posizione sugli altri, che poi Magnus e Vettel, incredibili anche loro, quarti e quinti. Veramente qualsiasi rumorino fa paura. La macchina è integra, ma stiamo buoni e stiamo calmi. Solo noi possiamo mangiarci il podio. Il distacco è 24,3 secondi. Non mi interessa. Le gomme sono finite. Sta maturando un podio che ha veramente dell'incredibile. Dai. Mezzo giro manca, mezzo fottutissimo giro. Mi sta avvicinando Magnus, se ne sta dando tutto in quest'ultimo giro. Leclerc vince l'ennesimo e vince l'ennesima gara e forse oggi è campione del mondo. Anzi, sicuramente.
e noi invece portiamo a casa il primo podio, un podio rocambolesco, ma un podio iper meritato. Dopo 2 ritiri consecutivi, pochi chilometri fatti in 2 gare, e qua è podio signori, è podio. Oh yes. Gran bel lavoro. Questo sì. podio è uno splendido regalo, non potevamo chiedere di meglio. Sì, veramente qualcosa che va al di là. Il pilota del giorno, ovviamente veneziano. Partivamo 20esimi. Ci siamo. Il titolo di Eccolo campione qua. ormai è assegnato e si chiude un Charles altro è anno campione. all'insegna della Formula 1. Charles L'elenco dei migliori è campione. si arricchisce di un nuovo nome che promette di entrare nella storia. Charles è Una vittoria campione. spettacolare e con questa il campionato è in tasca. È meno nei stata una giochi. stagione fantastica, si merita. Ma guarda tutti gli veneziano, che applausi dei bello. tifosi. Congratulazioni. Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? Complimenti a Charles Leclerc. Super Ferrari quest'anno le ha vinte praticamente tutte. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi. Andiamo sto e la podio, macchina ha finalmente il dimostrato una primo. volta di più di essere competitiva. Guardate veneziano, contento, veneziano, bell'uomo il Kuma. E adesso champagne. Leclerc è campione del mondo veneziano per la prima volta sul podio. Meglio di così non poteva andare. Passando al pilota del giorno, su chi Mamma cade mia, la quasi a porchetta. punti Barnes. Il ragazzo d'oro oggi ci ha pazzesco. regalato una prestazione stupefacente. Sono in La Ferrari classifica ormai irraggiungibile per le altre possiamo scuderie. superare Il team Kevin. italiano In si realtà aggiudica anche Bottas. l'altro campionato Costruttori ottavi, Nel frattempo, non tarda Aston l'asse. Martin scala la classifica grazie al risultato eccellente di questo weekend. Godo, veramente una prestazione sublime. Molto fortunati, chiaramente quell'incidente della prima curva ha destabilizzato la gara, c'è poco da fare, ho preso da 20esimo a quarto. Adesso c'è il Messico che è l'altra Bisogna gara che tu iper prenda una favorevole. decisione qui. Lo so, non sarà facile. Alfonso. Voglio andare contro Alfonso. Grazie. Questo tipo di decisioni possono essere complicate, ma credo che tu abbia scelto bene. Grazie. Ok. Allora, possiamo migliorare un altro? 1000. No, ancora no. Però alla fine della prossima, sì. Festeggiamenti. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati su... Perfetto, questa è una delle gare più favorevoli per me, speriamo bene. Perché veramente in Messico possiamo fare un altro grande risultato, ragazzi. Chiaramente avremo sempre sole, ormai è così, fino alla fine della stagione, ragazzi. Il bug è completo. Il bug è completo. Raga, non sotto il comando veneziano. Il Q ha fatto un'impresa incredibile. Ciao!